Buonasera a tutti. Questa puntata di Piazza Mercato è una puntata un po' particolare. È anche una puntata, come dire, si può quasi dire di gemellaggio con la sorella radio. Un grande della radio libera campana, un uomo che ha fondato una radio ormai che ha una storia alle spalle che è eccezionale, ed è il dottor Antonio Romano. Buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Che dire, il grande lo lascerei da parte, diciamo vecchio peraltro, perché sono 48 anni che facciamo tutto questo. Fuori onda c'è mia moglie che un bel giorno del 75 disse: Antò, perché noi ci mettiamo una radio? Non era ancora la mia ragazza, non era ancora mia moglie, non so quante volte ha benedetto e quante volte ha maledetto questa idea, però sono 48 anni, nel 2025 raggiungeremo il mezzo secolo di vita e ti dirò con una certa civetteria, siamo tra le prime 10 radio più anziane d'Italia e io sono lo speaker che 48 anni di attività, perché la prima trasmissione l'ho aperta io, diciamo il più anziano dietro allo stesso microfono, perché ci sono radiofonici più vecchi di me, però hanno variato, diciamo, il mezzo. Io sono stato sempre, dal primo giorno ad oggi, e spero di esserci ancora per tanto, dietro ai microfoni di questa radio, Radio Amore. Che cosa meravigliosa. Io non so se il pubblico a casa ricorda, ma stiamo parlando più o meno degli anni 70, quando c'era un fermento culturale, musicale, che era eccezionale. Assolutamente sì, era un periodo, gli anni 70 sono stati anni meravigliosi anche se contraddittori, c'era tutto il contrario di tutto, ci si muoveva anche musicalmente da un punto di vista dello spettacolo in genere in tante direttive del tutto diverse e comunque diciamo tra di loro abbastanza, voglio dire, antitetiche, nel senso che chi seguiva la musica rock non seguiva la musica leggera, chi seguiva il teatro d'avanguardia non seguiva il teatro di Edoardo, di Totò. Questo mi pare in sintesi gli anni 70, che erano anni di piombo ma anche anni d'amore. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Io però per una questione proprio, diciamo, anche di, come dire, un po' di rispetto nei confronti del pubblico, mi permetto di chiedere sempre una piccolissima, come dire, un piccolissimo riassunto della propria vita, cioè nel senso che come nasce proprio Antonio Romano, perché nasce Antonio Romano. Intanto io mi sono preso lo sfizio di raccontarla su un libro che ti ho portato. Dove sono? Sono qua, vedi? Subito. Qui è tutto molto alla mano, quindi ecco. Sono i 3 libri che ho realizzato finora. Il primo, poi racconto anche la mia storia, il primo è Radio Libera, una storia d'amore, perché appunto ho raccontato specialmente i primi 10 anni di vita che accomunavano un poco tutte le radio e poi sono andato avanti con la storia della mia radio, diciamo. È forse l'unico caso in cui si è parlato di radio, tant'è che molti editori, colleghi mi avevano chiesto come ci hai trattato, bene, male, eccetera, però non ho trattato male nessuno, di qualcuno non ho parlato perché preferisco non parlarne, però è la storia un pochettino avventurosa di questa radio che ci ha dato tante difficoltà ma anche tante soddisfazioni. Poi nel 2021 ho scritto 2 libri, perché il primo l'ho fatto in piena pandemia, ovviamente, ho suonato con i Pink Floyd, è la mia autobiografia. Tu mi domanderai, ma hai suonato veramente con i Pink Floyd? Diciamo che è una mezza verità. Sono partito dal fatto che su Facebook basta che tu ti fai una fotografia con Robert De Niro, per cui dici questo è il mio fratello, è amico mio, io posso fare la stessa cosa, nel senso che
nel 71, ai primi di ottobre, io avevo l'abitudine da musicista all'epoca, ex musicista oggi, di riunirmi assieme ad altri amici in villa comunale e cantavamo le canzoni che si prestavano, diciamo, a cori multipli. Per cui proprio mentre cantavamo Adesso sì, che è una canzone di Sergio Enrico ripresa Sì, da no, Battisti, oppure Barbara Ann dei Beach Boys, arrivò un angelo alto, biondo, capelli lunghi, che tirò fuori dallo zaino questi flautini dolci che si utilizzano spesso nelle scuole e incominciò ad accompagnarci, diciamo, facendo dei fraseggi veramente bellissimi sopra queste canzoni. Questo durò, questa magia durò circa un'oretta, dopodiché lui disse: ragazzi, vi saluto, io sono David Gilmour dei Pink Floyd. E allora in quel momento lui fu oggetto di lazzi e scherzi da parte nostra, perché uno disse: vabbè, io sono Elvis Presley, eccetera, eccetera, poiché all'epoca non c'erano tutte queste possibilità tecnologiche che tu fai una verifica immediata. Gli chiedemmo: non fu scema. Lui ci spiegò, perché tra di noi c'era uno che parlava correttamente inglese, cose che poi risultarono veritiere, nel senso che disse: ragazzi, sono stato stamattina alla Solfatara insieme al gruppo a girare un filmato, dopodiché domani siamo impegnati nel Teatro di Pompei per un concerto chiuso da cui nascerà un film, Pink Floyd at Pompei. Quindi questa anticipazione poi si rivelò veritiera, perché quando vedemmo il film c'era il nostro David Gilmour, l'amico David Gilmour. Eccezionale, perché a parte il fatto che a me i Pink Floyd mi piacciono da morire, capirà, è anche difficile che non possano piacere. Ecco, quindi torno sulla mia storia. Però fallo vedere a favore di telecamera il tuo. Così va bene? Sì, ecco. Sono con i Pink Floyd. Poi ci sta questo qua che... Questo è Radio Libere, una storia d'amore. E dulcis in fundo c'è la biografia di un cantante, passiamo da Pink Floyd ad Antonello Rondi, però i grandi hanno i loro settori. Antonello Rondi è un grande della canzone classica napoletana. Sono d'accordo. Ecco, in questo caso posso dire mio amico fraterno, e mi è nata questa idea dal fatto che Antonello Rondi è stato sempre amatissimo dal pubblico, però bistrattato dalla critica, per cui sostanzialmente di Rondi non trovavi niente. Dissi: guarda Antonello, mi è venuta l'idea di fare una tua biografia. Lui si entusiasmò, mise a mia disposizione tutti gli strumenti per poter romanzare la sua storia e nasce questo Lo scugnizzo dei quartieri, a cui però, giusto per ad abbondantiam, allegammo un CD che contiene i suoi cavalli di battaglia più 3 inediti molto belli, quindi su questa cosa poi ci siamo mossi sul territorio con grande soddisfazione, devo dire. Questa è un po'. La storia è quella che un poco comune a tutti i ragazzi, cioè a casa mia si mangiava pane e pallone e difatti ho portato in me questo duplice amore, questa duplice passione, il calcio da un lato e la musica dall'altro. La musica in casa mia era una perfetta estranea, per cui quando io vinsi una borsa di studio, perché ero bravo a scuola, non ci andavo, quando andavo bene, però poi sparivo per mesi interi i vari filoni che si facevano all'epoca e si andava nei cinema che stavano tutti nella zona di Piazza Dante, diciamo, ne posso ricordare tanti, ma insomma per ragioni di tempo non lo faccio, però quindi vivevo più nei cinema che non a scuola, però quando ci andavo bene. E mia mamma mi comprò, dopo questa borsa di studio, una chitarra, che era un mio desiderio. Apri di cielo, a casa mia è come se fosse stata una bestemmia, perché mio padre avrebbe preferito che avessi comprato una serie di magliette per le sue squadre ed altre cose, l'ha presa male, mia mamma no, perché aveva anche nel suo parentato, nei suoi antenati, qualche personaggio illustre dello spettacolo napoletano, tipo dagli altri Leo Brandi, era un suo zio di secondo grado, quindi c'è stata questa cosa che inizialmente l'ha presa male, mio padre l'ha presa peggio ancora quando mio fratello più grande, che giocava benissimo a calcio ed era in Serie C all'epoca, però si stava laureando in economia e commercio, si mise a suonare insieme a me.
non aveva attitudini, devo dire la verità, lui ci guarda dall'alto, però lasciò il calcio, ma lo lasciò perché lui vinceva un concorso a settimana, in ultimo scelse il Banco di Napoli dove ha fatto una bella carriera fino alla pensione, per cui mio padre attribuiva a me la responsabilità, mentre mio fratello disse papà non è Antonio che mi ha portato fuori strada, è proprio che io ho voglia di lavorare, di inserirmi nel campo bancario eccetera, per cui con buona pace del calcio e della musica mio fratello fece altre cose. Io continuai invece con questi gruppi all'epoca chiamati complessi, i complessi beat, e ci ispiravamo ovviamente a tutti quelli che erano i gruppi stranieri o italiani dell'epoca, che ti voglio dire dai Beatles, che furono per me una vera folgorazione in effetti, perché dai Beatles poi nacque questa mia passione e voglia di cominciare ad imparare a suonare. Dopodiché sono passato dal beat a quello che oggi noi chiamiamo prog, che era quello appunto di Pink Floyd e di tanti altri. Agli inizi degli anni 70 mettemmo su un gruppo veramente rilevante, che però si sciolse dopo alcuni anni per intemperanze tra me e l'altro, eravamo i due leader e di leader ce ne poteva essere uno solo, sciogliemmo il gruppo e quindi fu probabilmente un'occasione mancata. Poi da qui si chiamava? Si chiamava Il Simbolo. Il Simbolo. Era un gruppo che arrivò anche, diciamo, nell'anticamera dell'incisione di un lavoro. Abbiamo partecipato anche, lo dico con grande orgoglio, al Festival del Cinema per Ragazzi di Gifone Vallepiano, quando non era, diciamo, quello spettacolo di questa portata, era agli inizi, era ai primi anni, però siamo stati lì al Teatro Valle, ci fu veramente un tripudio per il nostro concerto, che era poi in sostanza una suite di 1 ora e 20, in cui ci, insomma, veramente spaccavamo, nel senso che facevamo una musica tosta assai. Da lì a passare invece alla canzone classica napoletana è dovuta al fatto che, sciolto il gruppo, avevo già un posto di lavoro perché mio padre si preoccupò, diceva tu sei un buon guaglione, non fu musicista, pigli il tuo posto, dopodiché se vuoi continuare a suonare così, cosa che avvenne. Scioltosi il gruppo, incominciai, avendone la possibilità anche economica, a girare di vari ostelli della gioventù di tutta Italia, ed era quella negli anni 70 l'unica possibilità che tu avevi per poter diciamo confrontarti con ragazzi che venivano da altre nazionalità, da altre culture. E con questa chitarra in mano io cantavo il pezzo di Dylan, il pezzo dei Beatles, e gli stranieri dicevano tu cantare canzoni italiane, quindi si badi bene, italiane. E io tentavo Celentano, Morandi, noi italiane, funicoli, funicola, la doppia C, proprio doverosa. E allora io fui fulminato sulla strada di Damasco, nel senso che mi cominciai a rendere conto di quello che era un patrimonio inestimabile che noi stavamo distruggendo e abbiamo continuato a distruggere fino ai giorni d'oggi. Quindi sono passato poi da un tipo di musica ad un altro che mi ha appassionato e che porto tuttora avanti, perché a me piange il cuore vedere invece come si è fatto nel giro di una quarantina d'anni, 50, a cominciare a far sì che il Festival di Napoli venisse interrotto, a far sì che la discografia venisse fagocitata tutta a Milano, per cui qui praticamente di discografici è rimasto qualche piccolo, diciamo, artigiano. E la mia preoccupazione, tu sai, perché sei intervenuto di recente ad un convegno molto bello di cui magari dopo, se vuoi, ne parliamo un attimino. In quella occasione io cercavo di far capire anche al rappresentante del comune che non ci possiamo beare del fatto che all'estero ci apprezzano e ci invidiano, perché mano a mano con l'affievolirsi e l'allontanamento dei nostri, diciamo, come dire, di quelli che sono i figli, i nipoti di quelli che erano partiti dall'Italia, perché devo dirti che la canzone classica napoletana ha fatto un altro miracolo, ha unito l'Italia, perché il bresciano o il torinese, non avendo una sua musica, chiaramente si è identificato in quella napoletana, per cui in Argentina non esiste il razzismo nord, sud, centro, sono italiani, e quando si parla di musica l'unica canzone è quella classica napoletana. Però con l'andare del tempo, se non si fa qualcosa per rimettere in gioco, quindi questa dovrebbe essere una città che dovrebbe proporre sistematicamente quel tipo di musica,
dovrebbe modellarsi in base a quello che è una ricchezza. Io cito semplicemente il Fado a Lisbona, che ti voglio dire il Flamengo a Barcellona, a Madrid, e il tango in Argentina, insomma, quindi loro sono bene attenti a lavorare, perché poi nel momento in cui tu sviluppi un progetto, diciamo, idoneo, automaticamente si creano anche opportunità di lavoro, si crea un indotto che magari i nostri amministratori non immaginano neanche. Sono perfettamente d'accordo. La cosa che ti chiedo, la canzone napoletana nasce dalla spontaneità napoletana. Certo. E non credi che si sia un po' affievolita questa spontaneità, cioè questa esigenza proprio popolare di voler cantare? Il problema noi lo abbiamo più o meno con le feste di piazza, no? Cioè ci sono state delle feste di piazza che quando erano organizzate dal popolo avevano una diffusione massima. Certo. Quando sono giunte le istituzioni hanno fatto 2 o 3 manifestazioni e poi dopo, tipo Piedigrotta, faccio l'esempio, e poi dopo è andata a finire. Quindi questo significa che quando è il popolo a muoversi, alcune tradizioni o comunque alcune cose vengono portate avanti, quando invece è il popolo, quando sono le istituzioni, molte cose purtroppo è come se fossero quasi imposte e quindi non vengono accettate. La domanda è questa: come possiamo fare per riportare un'altra volta il popolo verso la poesia e la canzone napoletana? Si può fare qualcosa? Il discorso è complesso perché noi viviamo in una società che è mutata in maniera pazzesca negli ultimi 50 anni, per cui oggi bisognerebbe partire, allargare il discorso della musica o dello spettacolo a quello che è della cultura in termini più ampi. Se la cultura, l'educazione civica mancano dalle famiglie e dalle scuole, abbiamo un handicap di partenza che è notevolissimo, per cui io che cosa penso? Che bisognerebbe mettere insieme le istituzioni, purtroppo, ma per un motivo semplice, perché per quello che ci eravamo detti in precedenza non c'è più questo furore popolare, non c'è più questa voglia di organizzare, che ti devo dire, la festa del Monacone, la festa del Carmine, Porta Capuana, che erano dei capisaldi di quello che era l'espressione popolare della nostra musica e della nostra anche cultura. Oggi diciamo che con l'andare del tempo quelle persone che amavano questo tipo di cose si è invecchiata, è andata via, sono rimasti giovani fagocitati da personaggi televisivi di dubbia moralità, tirati avanti dall'idea che l'importante è apparire e non essere, di persone che comunque oggi, io leggevo qualche giorno fa un pensiero di Pierpaolo Pasolini che era pazzesco, nel senso che dice: io non amo i vincenti, perché se per vincere bisogna passare addosso al cadavere della persona che ti sta a fianco, io preferisco essere degnamente un perdente. Quindi mi pare che questo sintetizzi il pensiero di un intellettuale che era 50 anni avanti, diciamo. Però se mi voglio permettere, prima tu hai giustamente portato l'accenno nelle famiglie. Io però, cioè, personalmente, almeno per quanto è quello che mi riguarda, io mi ricordo personalmente che quando ero ragazzo, a casa mia, come in tutte le case, penso, d'Italia, si vedeva Rischia tutto, no? Più o meno, insomma, cioè si vedeva questa trasmissione. E mio padre diceva: guarda, vedi, perché ti ricordi Inardi, quello là che era famosissimo? Ah, certo, il professore Inardi, quello di Rischia tutto, esatto, che sapeva tutto. Diceva, guarda, tu questo, visto, studiare fa bene, perché uno studia, si appassiona alle cose, poi va a fare una trasmissione e guadagna pure soldi. Certo. E quindi era, come dire, tra virgolette, anche un incentivo allo studio. Certo. Se oggi invece noi facciamo vedere per televisione i pacchi,
Ma come faccio io a dire a mia figlia, guarda, non devi studiare, devo studiare per che cosa? Perché poi vado lì, trovo il numero 12 che ci sono 500.000 euro, e ho vinto il numero... Cioè, voglio dire, è proprio il tessuto sociale, è proprio l'insieme che sta distruggendo l'importanza dello studio, l'importanza di voler anche conoscere, no? Certo. Che poi studio, cultura e sensibilità camminano insieme, ecco, voglio dire. No, ma sicuramente tu hai detto delle cose sacrosante sulle quali c'è poco da discutere. Obiettivamente capisco che siamo un poco come i Don Chisciotte che combattono contro i mulini a vento, però il mio pensiero qual è? Che se tu vai avanti in maniera, diciamo, cocciuta sul recupero della cultura, della canzone di altro, anche se tu, come dire, nella rete ti cade qualche pesciolino, è meglio quello che niente. Assolutamente, no, ma io su questo sono perfettamente d'accordo. Certamente non abbiamo, io, te e tanti altri che ci muoviamo in questa direzione, la presunzione di poter cambiare le cose, però cominciare a dare un esempio e una voglia di cambiamento può essere praticamente, come dire, l'abbrivio di un discorso che potrebbe proseguire, però certo, come dicevamo, se non si comincia dalla scuola, cioè mi è capitato diverse volte di andare nelle scuole appunto a parlare della canzone e spesso allargandoci per esempio agli autori di canzoni che sono stati grandi poeti, cito tra gli altri di Giacomo, ho sempre detto ragazzi, ma scusate, ma vi pare giusto che noi a scuola ci hanno soltanto imposto Pascoli, Carducci e non di Giacomo, che voglio dire non era certamente al di sotto del livello di questi qua, non solo, ma era anche un prodotto tra virgolette di casa nostra, quindi parla di cose a noi più vicine, quindi tutto questo diciamo che trova qualche timido riscontro in qualche scuola, diciamo, posta in un territorio, diciamo, tra virgolette borghese. Quando vai nei territori popolari e periferici, lì il problema è grosso, perché veramente questi ragazzi hanno perso la memoria e quando si perde la memoria si perde poi tutto quello che è la storia, ecco, voglio dire, si va a bruciare e lì praticamente il discorso è tosto, tant'è che io faccio un esempio di un racconto che mi faceva Consiglia Licciardi, che è una grande cantante di classico napoletano, forse la più grande di quelle attuali. Consiglia si esibisce poco, a me lo fa quando mi capita perché mi vuole bene, però lei di solito perché? Perché si è disillusa mano a mano col tempo e ha capito che insomma si preferiscono prodotti più commerciali e poco qualitativi, per cui lei ha optato giustamente di andare ad insegnare musica nelle scuole, perché insegna in una scuola periferica. Uno di questi ragazzi disse: professore, ma mi hanno detto che questa è stata una grande cantante. Lei disse: no, non è così, ti hanno detto una cosa non vera, perché non si voleva esporre pensando che poteva parlare di cose che chissà, praticamente, per dirlo alla napoletana, lo potevano mettere i gruppi di rete. Questo è una cosa secondo me tragica, triste e nello stesso tempo, ripeto, credo che debba avere persone di buona volontà che cercano proprio che ti devo dire, tentiamoci, proviamoci. Quantomeno bisognerebbe riuscire a creare quelle condizioni che possano poi dopo far rinascere nuovamente. Io penso che è tutto legato sostanzialmente alla poesia, non ci sono, o meglio, ci sono poeti, però c'è anche un grosso problema di fondo, che tutti vogliono fare i cantautori. Mi permetto di dire questo perché è quello che penso, cioè tutti vogliono fare i cantautori, tutti vogliono scrivere loro stessi la musica, loro stesso le parole, loro stesso la vogliono pure cantare. Io credo invece che nel rispetto appunto delle professioni, cioè c'è il poeta, c'è il musicista e c'è l'interprete. Sono d'accordo. Ovviamente abbiamo avuto anche dei grandissimi cantautori, ma si possono contare, penso, sulle punte delle dita, sì. Perché se poi vogliamo dire che fare una filastrocca
e metterci un po' di musica sotto significa cantare, questo è un altro tipo di discorso che non ha proprio niente a che vedere chiaramente. Sono perfettamente d'accordo con te. D'altro canto, diciamo che le strade, come dire, espressive sono un po' chiuse per i discorsi che facevamo in precedenza, nel senso che se prima tu avevi una certa facilità a parlare di mare, a parlare di cose diciamo belle, oggi diventano più problematiche, nel senso che se tu pensi alla canzone dove le ragazze bagnano il tarallo lì dall'acqua e mare, oggi è una cosa improponibile, insomma, Certo. però all'epoca aveva una sua poetica ben precisa, oppure piglia canzoni come Era de Maggio, non è possibile chiamarla canzone, è una poesia in musica, insomma, quindi Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. detto questo è chiaro che l'ispirazione poi nasce dal degrado, per cui se vogliamo parlare, ma io di solito non solo non ne parlo, ma non li mando anche per radio, tutti sti rapper, trapper, per l'amor di Dio, voglio dire, qualcuno potrebbe avere anche qualche qualità, però francamente sono portatori di degrado, sono portatori di sottocultura, spesso i messaggi sono violenti, fortemente consumistici, cioè, Ma anche di una cultura che non ci appartiene, che non ci perché appartiene, cioè, voglio certamente. dire, sicuramente è una cultura che viene dall'America, oltreoceano, dai quartieri, cioè, certamente. no- però non si riesce mai a capire perché noi le cose negative subito le apprendiamo e quelle lì invece dove potrebbe esserci più, come dire, poesia. Se È riesci come a se... trovare una risposta me lo fai sapere. Lo so, In lo modo so, che- lo so, lo so. Però Che- intanto poi alla fine usciamo fuori di casa e vediamo quello che vediamo, insomma. quella è la situazione, però diciamo che ci diamo da fare, non ci avviliamo. Io parlando di questi artisti tra virgolette di oggi, molti dei quali ritrovi a Sanremo, muniti di autotune, che oggi praticamente cantano attraverso un correttore elettronico, e la cosa mi rattrista però nello stesso tempo, e mi rattrista di più vedere l'anno scorso a Sanremo che la parte maggiormente spettacolare è stato quello con Ranieri, Albano e Morandi, insomma, cioè voglio dire, tre vecchietti che hanno dimostrato ancora che c'è qualità e c'è professionalità. Assolutamente. Che Insomma, dirti? io ripeto, credo che il lavoro che, ma adesso non per, come dire, però il lavoro che stiamo facendo noi di Edoardo, il lavoro che fate voi da molto più tempo di Edoardo, perché cioè, noi siamo i vostri più o meno nipoti, perché credo che Sì, sì. 45 anni noi lo facciamo da una decina d'anni, 10-12 Vabbè, anni. ma voi insomma, lavorate siamo- comunque eh, sulla storia di una nostra coetanea, vabbè, insomma, certo, quindi comunque, siamo partiti pressoché insieme noi a Canale 21. Ti dirò che da musicista sono stato un paio di volte a Canale 21 e mi pare di accennare pure che nel 77-78 c'era un programma che andava in onda nello stesso orario di Domenica In, sì, che così solo quasi in, per caso era. che solo in Campania beccava più di 1 milione di telespettatori. Era il programma che facevano i Fate Bene Fratelli. Era così quasi per caso. E ti dirò, io un giorno presentai, che ho fatto anche 2 dischi oltre ai 3 libri, presentai Ciceranella con il mio gruppo e il giorno dopo mi riconobbero nel pullman che andavo al lavoro, dice ma voi siete di Ciceranella, quindi voglio dire veramente tu toccavi con mano diciamo il riscontro che aveva una televisione locale in quel periodo, che la gente era stufa per certi versi della monotonia di una radio, di una televisione nazionale, parlo anche di radio nazionale, che sostanzialmente non seguivano poi quelle che erano le opportunità locali. Io su questo apro giusto una parentesi nel dire che quella famosa sentenza della Corte Costituzionale che nel 76 liberalizzò l'etere, da un lato è stata completamente ribaltata, violentata, perché lì si parlava di diritto però in ambito locale, invece tutto tendeva ad altri tipi di obiettivi che abbiamo visto col certo, tempo, sì. per cui oggi noi siamo
non dico un fastidio, ma un residuo di cui un certo tipo di potere farebbe volentieri a me. Ma comunque già ci siamo capiti in questo senso. Sì. Allora, io volevo, visto che adesso diciamo non è che siamo in fase di chiusura, ma comunque volevo dedicare 4-5 minuti a questo stupendo convegno che sì, tu hai organizzato al Maschio Angioino, Sala dei Baroni, di cui insomma voglio dire sono stato anche io ospite ed è stato un vero piacere ed un grande onore, assolutamente. E magari se ne parliamo un po' al pubblico, ma giusto sì, anche per far capire che si sta cercando di fare qualcosa sia per la canzone napoletana che per la cultura dell'intera città. Certo, il convegno nasce da un'esigenza, diciamo, non più procrastinabile. Volevo dire organizzato da Antonio Romano. Cioè, sì, diciamo che ho organizzato io a nome dell'associazione Musica e Vita che io presiedo, che è un'associazione no profit che si interessa proprio della valorizzazione e della canzone classica napoletana, della musica bella in genere. Ma sentivo l'esigenza non più procrastinabile di mettere praticamente le istituzioni davanti alle loro responsabilità, perché purtroppo mentre prima c'era come dicevamo precedentemente, un coinvolgimento popolare, per cui una festa, tanto per dire, piglio a caso, la festa del Carmine nasceva attraverso il contributo dei negozianti, attraverso i fedeli che davano un contributo, le istituzioni che facevano la parte loro, cantanti che si prestavano molto spesso gratuitamente, parliamo di vari Sergio Bruni, quelle feste erano, diciamo, con tutti i problemi a volte del discorso, perché spesso il popolare viene giudicato in termini negativi e non sempre il popolare è negativo, è anche positivo. Quindi mentre prima c'era questo, oggi le istituzioni che per me sono responsabili del degrado in cui è caduto lo spettacolo, la canzone eccetera, debbono fare qualcosa per recuperare, metterli quindi in questo caso col convegno davanti alle loro responsabilità. E ci ho tenuto che al convegno partecipassero relatori che sono a parte appassionati, ma anche persone che operano in questo ambito, diciamo, di recupero culturale. Ecco, tu sei stato uno dei primi nomi che mi è venuto in mente, perché dico, per il lavoro che fa Pino, assolutamente bisogna che lui ci sia in questa, diciamo, questa crociata, chiamiamola così. Lì bisogna adesso preparare un progetto, perché le istituzioni partono da un presupposto che quello lì che li mette nelle condizioni di svigolarsi. Mettetevi tutti quanti insieme, perché se vado io dal presidente della regione e dico voglio fare il festival di Napoli, ci vai tu e dici voglio fare il festival di Napoli, ci va, che ti voglio dire, Massimo Abbate voglio fare il festival, quello lì dirà io non voglio fare pigliare con le nessuno, non si fa questo festival di Napoli. Se andiamo Pino, Antonio, Massimo, è chiaro, tutti quanti, questo è il progetto unico, ci dovranno dare delle risposte, e le risposte che ci dovrà dare anche la RAI. C'era anche un relatore, Gino Aveta, che è un personaggio importante della RAI, che ci ha invitato proprio ad essere unitari, proprio per dire cara RAI, tu ci devi essere perché sei servizio pubblico, qua stiamo parlando di un recupero, di una tradizione, di una storia, di tutto quello che vogliamo dire, quindi non ti puoi sottrarre a questa responsabilità. L'obiettivo era quello. I primi risultati sono già arrivati perché sono stato contattato da qualche operatore del settore che desidera, ecco, partecipare a questi progetti, per cui anticipiamo che magari con l'anno nuovo ci si mette di nuovo insieme un gruppo di noi e si cerca di delineare un progetto unico che possa comprendere la canzone classica napoletana, il teatro classico napoletano, il cinema classico napoletano. Diciamo che dobbiamo fare un lavoro di recupero delle nostre tradizioni. Non si può pensare sempre a livello istituzionale di gettare soldi a pioggia su progetti veramente discutibili. Qui voglio dire, fare un festival di Napoli, al di là di quelli che sono ragionamenti belli, pionieristici, amorevoli, rimane un fatto di punta.
il titolare del Festival di Napoli deve essere l'istituzione, quindi il Comune di Napoli. Basta fare l'esempio di Sanremo. Appunto. Il Festival di Sanremo è di proprietà della città di Sanremo e la RAI trova il tornaconto, perché la RAI non è che fanno i benefattori, guadagnano a livello di sponsor in quei giorni, tant'è che hanno diluito il brodo in 5-6 giorni, incassano cifre che sono molto vicine ai 50 milioni di euro praticamente, rispetto ai 6 milioni che la RAI dà al Sanremo. Quindi Sanremo si becca i 6 milioni e può fare la sua organizzazione, la RAI se ne porta 44 di utile, sono tutti felici e contenti, perché non essere anche qua? Assolutamente, ma poi voglio dire, diciamo, un'organizzazione del genere, un rilancio della cultura napoletana classica, perché parliamo sempre di cultura napoletana classica, Certo. va proprio a beneficio del tessuto sociale, cioè magari ci ritorna dietro per vivere un po' meglio tutti. Certo. Magari fosse così. Mi sentirei di dire che ovviamente Napoli rischia anche, nonostante questo flusso turistico pazzesco, di diventare la città delle fritture. Questa è la città della musica. Noi potremmo dire Napoli capitale mondiale della musica, nessuno ce lo potrà Ma tu lo hai così squisitamente detto in apertura che basta andare in Spagna, c'è il flamenco, basta andare in Austria, c'è sta Mozart ovunque e comunque, e si arriva a Napoli dove ci si aspetta di ascoltare la canzone classica napoletana. E questo non avviene. E non avviene, ma cioè, voglio dire, c'è anche un altro fatto. Io ho fatto una ricerca proprio sul flamenco a Barcellona. Emerge una serie di circostanze che qui mancano ma che potrebbero essere realizzate. Innanzitutto sono 37, questo parlo dell'anno scorso, i locali accreditati. Che significa? Che gli enti locali del turismo, io non so se esiste un ente locale del turismo qui da noi, francamente, non lo dico con polemica, non lo so, se una volta c'era l'ente provinciale, non lo so che cosa è rimasto o se c'è ancora qualcosa. Addirittura, scusami, una cosa velocissima, continui. Addirittura io so, non è purtroppo epoca mia, io so che addirittura Achille Lauro aveva messo il comitato permanente delle feste, cioè che assolutamente sì. Un comitato, vabbè, insomma, era giusto così per mi dà la possibilità di fare anche un commento in questo senso. Se è stato un vantaggio per l'epoca, è stato uno svantaggio successivo, perché tu sai che il termine laurino è un termine diciamo negativo, sì, usato, che io respingo nella maniera più assoluta, perché non è questa la sede, però ho voluto approfondire tutta la storia del comandante. Insomma, voglio dire, sarebbe opportuno che la leggessero. Peraltro lui ha anticipato di tanti anni un signore che poi è diventato il re della terra, e Lauro era arrivato anche con Canale 21 a vedere prima degli altri, però era anziano, malato, se fosse nato... Io non voglio dirlo, però, no, lo dico io. Però se noi andiamo a vedere il messaggio di Achille Lauro quando lui si candida per le elezioni, e il messaggio che poi successivamente ha fatto Berlusconi quando si è candidato per la prima volta anche lui per le elezioni, cioè siamo lì. È uguale, ma di fatti è così, uguale. Noi abbiamo avuto l'imprenditore di grande respiro, spregiudicato ma comunque obiettivo, e che comunque aveva un senso pratico delle cose. Si sono dette tante cose negative ma anche tante cose positive di Lauro, insomma. Quindi, però venendo allo spettacolo, il Festival di Napoli, come anche le feste di piazza, erano laurine, per cui subentrata, diciamo, una nuova cultura che io ti dirò non amo tanto, e questa cultura ha fatto sì che qualche cosa andava sdoganata e qualche cosa andava affossata, sì. E hanno affossato le feste di piazza, le canzoni napoletane, eccetera, eccetera. Hanno rivalutato, per esempio, io non ho niente contro, ci mancherebbe, l'adoro, la canzone popolare, ma il canto popolare aveva una sua funzione, diciamo, di matrice religiosa, etnica, però non possiamo pensare che si debba essere quello il nostro discorso musicale, insomma. Quindi se tu vai a leggere
dovrei rendermi presente e dirlo in napoletano, a casa mia sotto i piedi di De Simone. Però De Simone non può mettere in una storia della canzone napoletana, non citare proprio Roberto Murro, che scrive 4 righe su Sergio Bruni, e magari parlare di Vincenzo Paruana o Pasquale Rigiularo, mi pare un po' troppo. Sono blasfemo, so che mi attirerò un sacco di critiche, però io le cose che penso, le dico. Sono arrivato anche ad un'età in cui non mi è più consentito dire cose e pensarne altre. Assolutamente. Allora, carissimo Antonio, siamo in chiusura. Come è tradizione di Piazza Mercato, ma sai perché la trasmissione l'ho chiamata Piazza Mercato? Non perché qui si vende qualcosa, ma perché l'unica vera storia di Napoli è passata tutta quanta per Piazza Mercato. Le altre piazze di Napoli sì, ci sono, ma la storia che c'ha Piazza Mercato. Ti dico una cosa, giusto per non chiudere in nessuno. bellezza. Io sono nato in via Nuova Marina 163, che era praticamente il palazzo che poi fu abbattuto e ne costruirono un mostro successivamente, che guardava sulla piazza del Carmine. E stando all'ultimo piano di questo palazzo con un terrazzo, io ricordo che era piccolo, potevo tenere 5-6 anni, fino a 7 anni sono stato lì. Ci affacciavamo tutta la famiglia e ci guardavamo praticamente lo spettacolo, a partire diciamo dall'incendio del campanile fino ai cantanti, le bancarelle, tutti li vedevamo dall'alto, quindi sono legati a Piazza Mercato anche proprio dalla nascita. Assolutamente. Allora, quella è la tua telecamera. Per i saluti, se vuoi aggiungere qualche altra cosa, sono i famosi 2 minuti che diamo a disposizione del nostro ospite. Ma io ho veramente poco da aggiungere, devo dire che sono felice di essere stato qui con te, perché qui si respira aria buona, si respira un'aria diciamo di cultura, di rispetto, di correttezza, per cui veramente sono felice di essere stato qui a Piazza Mercato e devo dirti solo grazie veramente di questa opportunità che mi hai dato. Noi siamo felicissimi e onorati soprattutto per averti avuto. Sei il signore qui è un grande, anche se lui non vuole, ma è un grande, è veramente un grande. Grazie anche alla signora, la moglie che lo ha accompagnato. Lei è la voce che gli ascoltatori spesso sentono, che declama una serie di spot in lingua napoletana, quindi è lei che li produce e li mette in onda. E il nome? Teresa D'Alessio, Donna Teresa. Donna Teresa. E volevo soltanto, giusto così per ricordare, questi libri che secondo me devono essere letti. Devono essere letti perché è la storia della nostra cultura, e come noi di Edoardo attraverso la televisione cerchiamo di come dire, non far dimenticare gli ultimi 40 anni della nostra storia, quindi della nostra memoria breve, così questi libri di Antonio Romano sicuramente hanno la stessa funzione. Grazie Antonio, grazie per essere venuto, vi ricordo Radio Amore, e grazie a voi soprattutto per averci sopportato. Grazie.